Giovedì 7 marzo, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi vedremo di cosa si tratta quando parliamo di Banca del Tempo a Gravina, poi ci occuperemo del nuovo 730 e del progetto per le donne Sicule Will. Ma per quanto riguarda la cronaca vediamo innanzitutto la vicenda del povero Aldo Naro, il giovane medico morto in discoteca a Palermo nel 2015. I periti hanno riscritto il delitto. A uccidere il giovane non sarebbe stato un solo colpo, come si era detto finora, ma numerosi pugni e calci. I genitori sperano che così si possa avvicinare alla verità dopo 9 anni di calvario. Non è stato un solo colpo ad uccidere Aldo Naro fuori dalla discoteca Go a Palermo nel 2015. Impossibile. È quanto hanno affermato i periti che nel 2021 avevano effettuato a Catanzaro la nuova autopsia e una TAC avanzata sul cadavere esumato del giovane medico, rispondendo alle domande del pubblico ministero e degli avvocati di parte civile. I periti hanno spiegato che da nuovi accertamenti emerge la frattura del massillo facciale e della seconda vertebra cervicale con infiltrazione ematica. Viene dunque sconfessata la tesi sostenuta alla precedente udienza dal professore Paolo Procaccianti, il medico legale che aveva effettuato l'autopsia all'indomani dell'omicidio. Secondo i periti, i colpi inferti sono stati certamente numerosi, pluridirezionali, rivolti al capo e al collo e in grado di determinare una imponente emorragia cerebrale in più punti. Il sangue, infatti, hanno precisato, era sparso ovunque. Quanto affermato in aula dai periti, dicono i genitori della vittima, apre la strada alla verità, conferma quanto sosteniamo sin dal giorno dell'omicidio e riconosce lo straordinario lavoro dei nostri consulenti Giuseppe Ragazzi e Salvatore Cicero. Certo, continuano, è assurdo che siano dovuti passare 9 anni e che abbiamo dovuto vivere anche l'atroce esperienza della riesumazione del cadavere. Perché chi ha fatto la prima autopsia ha sostenuto che Aldo è morto per un solo calcio? E perché non ha mai parlato di fratture cervicali? E come è possibile che la prima TAC sia sparita dagli archivi del Policlinico di Palermo? Domande di 2 genitori che al momento non hanno alcuna risposta. C'è un altro giallo, per fortuna molto più recente, ma si svolge nel Messinese. Un pescatore è stato trovato morto seminudo in una spiaggia e i familiari ipotizzano che si tratti di omicidio, ma naturalmente anche qui dovrà essere l'autopsia a fornire elementi utili agli investigatori. È un mistero la morte di un 72enne in provincia di Messina. Vincenzo Marchese è stato ritrovato cadavere seminudo sugli scogli del lungomare della Marchesana a Terme Vigliatore. Secondo un primo esame non ci sarebbero ferite e tutto farebbe immaginare un malore, ma i familiari hanno evidenziato che nelle ultime settimane l'uomo avrebbe avuto dei forti contrasti con dei vicini di casa. Per i familiari quindi potrebbe essere un omicidio, un'aggressione a scopo di rapina o una vendetta, ma per gli investigatori al momento nulla farebbe indirizzare verso questa ipotesi, anche perché l'esame esterno compiuto sul posto lunedì sera al medico legale non ha fatto emergere ferite sul corpo, così da accreditare la tesi del malore. Nulla quindi che possa far pensare ad una morte violenta. I risultati dell'autopsia, già eseguita all'obitorio dell'ospedale di Patti su richiesta della Procura di Barcellona diretta da Giuseppe Verzera, che ha aperto un'inchiesta, diranno di più. Al momento il fascicolo è contro ignoti, ipotizzando la morte come conseguenza di un altro reato. A scoprire il cadavere di Vincenzo Marchese proprio di fronte alla sua abitazione è stato un amico lunedì intorno alle 18:30. Il pensionato era privo del giubbotto e del maglione che indossava quella sera, addosso non aveva nemmeno il portafogli. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Barcellona, che nelle prossime ore sentiranno i familiari proprio sulla vicenda dei litigi con i vicini, pare per dei rifiuti lasciati nel piazzale antistante la spiaggia. Siamo al calcio, nel turno infrasettimanale di Serie C, ennesima delusione per il Catania, rossazzurri sconfitti e umiliati dall'Avellino. Vediamo le immagini di questa disfatta. Il Catania di nuovo al tappeto, prima regala 3 gol in fotocopia all'Avellino, poi si sveglia ad inizio ripresa e per poco non completa la rimonta e infine cade nuovamente nei consueti errori con gli irpini che la chiudono 5-2. Riassunto di una partita che Lucarelli decide di affrontare con il 4-3-3 iniziale. Ndoi parte dal primo, così come Furlan, Peralta e Marsura. In avvio i ritmi sono bassi e il Catania regge. L'Avellino accumula una quantità industriale di calci d'angolo ma non colpisce. Appena però decide di farlo trova un Catania molle che concede 3 reti in un
quarto d'ora apre l'ex Rocca, che approfitta di un pallone messo in mezzo da Sgarbi e batte Furlan. Siamo alla mezz'ora, trascorrono meno di 3 minuti e i padroni di casa bissano con un'azione quasi identica. Ancora Sgarbi sulla destra e questa volta è Gori a superare il portiere rossazzurro. Non esistono coperture preventive e il terzo gol nasce addirittura da un angolo del Catania contropiede avellinese e De Cristofaro, forse in fuorigioco, si invola verso l'area di Furlan, prima colpisce il palo e poi ribadisce in rete per il 3-0. Catania in bambola, Lucarelli inizio ripresa inserisce Bois al posto di Indoi e passa alla difesa 3. I rossazzurri in 7 minuti la riaprono. Prima è bravo Marsura ad approfittare di una sponda di Costantino per spostarsi la palla sul sinistro e battere Ghidotti. Poi arriva, dopo un cross dello stesso Marsula, la ormai consueta zampata di Castellini che anticipa Cione che Ricciardi e fa 3-2. Il Catania sembra padrone ma poi si spegne. L'Avellino riprende in mano il pallino del gioco e sfrutta le solite amnesie degli etnei. Il cross di Palmiero trova liberissimo in area Russo che porta i suoi nuovamente in vantaggio di 2 gol. E infine ecco il replay a campi invertiti del gol del 3-0, calcio d'angolo per il Catania, contropiede dell'Avellino e pallone per Liotti che chiude definitivamente la partita 5-2. Catania sempre più giù in classifica e alla 13ª sconfitta di un campionato disastroso. Angelo, scommetto che comincerai da qui la rassegna stampa. Ricominciamo, anzi partiamo da qui, Michele, perché cominciamo con la Sicilia di Catania che stamattina scrive: una grandissima umiliazione dopo il tentativo di rimonta. I rossazzurri sono al deriva. Primo tempo e finale da dimenticare, in mezzo alle reti della speranza messe a segno da Marsura e Castellini. L'incubo play out ora è realtà, questa è la situazione, vedete il 5-2 per gli irpini. E adesso a questo punto quella di oggi sarà una giornata, aggiungo io, cruciale, perché ci sarà un confronto fra il tecnico Lucarelli e la dirigenza del Catania. Resterei al calcio, ma per andare a Messina, visto che ieri si è giocato il turno infrasettimanale, anche il Messina ha giocato, il Messina attacca, il Crotone vince, quindi questa è la situazione. Comi di testa decide una sfida aperta e divertente in cui i peloritani hanno creato tanto. Beffarda sconfitta interna per i giallorossi, Rosavio prende una traversa, viene atterrato in aria, ma niente rigore. Su questo episodio si discuterà parecchio a proposito dei torti subiti dalla squadra per l'appunto della città dello Stretto. Adesso vediamo la prima pagina della Sicilia, vediamo le altre notizie della giornata. Cominciamo con l'assassinio del sindacalista Geraci, difendeva i diritti e fu ucciso. La verità arriva dopo 25 anni, questo è il dato dell'inchiesta. E poi attivista catanese a Palma, insultato e minacciato dopo aver fatto il nome del boss Nicola Ribisi. Altra storia raccontata dal quotidiano La Sicilia, che in prima pagina, ahimè, vedete a questa fotonotizia a proposito del Catania di cui abbiamo già parlato, umiliati, questo è il titolo su questa foto. Il Catania becca 5 reti ad Avellino e resta un passo dalla zona pericolosa, vano tentativo di rimonta in avvio di ripresa. Questo è il racconto della partita. E poi attenzione, perché ci sono delle strette che riguardano i cortei, soprattutto però per i violenti. Daspo per i violenti, il vertice con Meloni, c'è un clima preoccupante nell'anno del G7, questo è dunque a cosa sta lavorando il governo. Poi abbiamo parlato anche ieri, la protesta, Sciacca si mobilita migliaia in piazza, pressing su Palermo, riaprite le terme perché risultano ormai da tempo chiuse. Ad Enna il parroco condannato per abusi sessuali, adesso la curia impugna la sentenza. E per la vicenda Caporlato a Paternò, vertice in prefettura, più sicurezza, tutela per combattere la piaga proprio del caporalato. Queste sono le notizie sulla prima pagina della Sicilia. Allora andiamo a vedere nel dettaglio le pagine interne. Giovani, lavoro e antimafia, la CGIL carica le opposizioni, un'alternativa è possibile. E oggi il segretario del CGIL sarà nel catanese. No al ponte, all'autonomia differenziata, in Sicilia ruolo di collante oltre PD e Movimento 5 Stelle, europee Mannino corteggiato. Questa è
la situazione. Poi c'è l'SOS nell'agricoltura, la CIA nell'isola, dramma siccità, ora serve un piano straordinario. Questo è quello che riguarda più direttamente per l'appunto l'agricoltura. La mobilitazione l'abbiamo vista ieri, popolare a Sciacca, riaprite le terme, migliaia ieri sono scesi in piazza per sollecitare un concreto intervento della regione che chiuse gli impianti 9 anni fa. L'iniziativa è stata promossa dal Comitato Civico Patrimonio Termale. Sempre sulle pagine interne della Sicilia, parroco condannato per abusi sessuali ad Enna, la curia impugna la sentenza. E ancora il caporalato, più tutele contro il caporalato, sicurezza e legalità in primo piano nel vertice del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e nell'incontro con i sindacati e le associazioni datoriali agricole. E poi, altra notizia, arriva da Pietraperzia, siamo nell'Ennese, uccisa la suocera condannata a 9 anni e 9 mesi. Questo è dunque l'esito del processo di primo grado. Assolto l'ex deputato Lupo, fu ritenuto impresentabile dal Partito Democratico. L'esponente Dem era accusato di corruzione nell'ambito di un filone di indagine del caso Saguto. E adesso la pagina dedicata alla città di Catania, della Sicilia, la sua provincia, bloccato con coca e 1 chilo di crack, blitz dei carabinieri e i cappuccini, un 22enne arrestato mentre si apprestava a fare una consegna. La droga era per un grossista, il giovane è solo un intermediario dello spaccio. Questa è la pagina dedicata alla città di Catania ma anche alla sua provincia. Siamo adesso sul Giornale di Sicilia e la notizia in primo piano riguarda la sanità siciliana. C'è il piano di Schifani, 5 nuovi ospedali a Palermo, in estate l'appalto per il polo pediatrico, il civico cambierà volta, il policlinico cambierà sede, il presidente medici da Cuba per colmare i vuoti. C'è un piano da 1 miliardo e 870 milioni, quasi tutti investiti nel capoluogo, ma non ci sarà l'Ismet 2. Premialità per chi accorcerà i tempi dei lavori. Questo per la sanità. E poi ancora una struttura sorgerà accanto al cervello, avrà 340 posti letti, sono previsti 240 milioni per costruire l'oncoematologico, poi la riqualificazione per i padiglioni dell'Ingrazia, finanziamenti destinati anche a Siracusa e Gela. Altra notizia che abbiamo già comunque visto, sentenza a Palermo, assoluzione per Lupo del PD, condannato l'avvocato Virga. E poi, vedete qui la fotonotizia, Geraci, dopo 25 anni, ecco i mandanti e anche i killer. Ne abbiamo già parlato, violenti nei cortei, scatterà il Daspo. E poi la vicenda di sempre del palermitano, vi ricorderete certamente la strage familiare avvenuta in una villetta ad Altavilla. Barreca ha importanti problemi psichiatrici, lungo colloquio in carcere analizzeremo le scritte sui muri nella villetta. E poi Delittonaro, di cui ci siamo occupati proprio stamattina, anche nuova perizia, ucciso da più colpi, l'esame sul cadavere del medico, pugni e calci numerosi. Questo dunque il dato riportato dal Giornale di Sicilia. Adesso siamo sull'edizione di Palermo di Repubblica, perché si torna a parlare del cosiddetto Bosnia Gate. Perquisizioni ed indagati, il Bosnia Gate accelera, nel registro il rettore dell'Ateneo Fantasma Salvatore Messina, il figlio Dario e anche Alessandro Culotta, altri nomi nel mirino, oltre alla truffa, ipotizzati i reati di riciclaggio e omessa dichiarazione dei redditi. E ancora leggiamo, Geraci, sindacalista eroe, scoperti i mandanti, ucciso dalla mafia. Per quanto riguarda invece il comune di Palermo, un maquillage da 5 milioni per gli impianti sportivi che dunque si rifaranno il look. Sistema Saguto a soluzione per il Dem Lupo, 4 anni a Virga. E ancora una fotonotizia, stavolta vedete l'iniziativa Ustica, una scuola intitolata a Gramsci, la memoria consolida l'antifascismo. Queste sono le pagine, la prima pagina di Repubblica. Andiamo a capire, provare a capire qualcosa in più sul Bosnia Gate, così come definito, oltre la truffa, il riciclaggio, sequestrati i computer. Altre ipotesi di reato, trasferimento fraudolento di valori, omessa dichiarazione dei redditi e auto. Riciclaggio sono questi
i reati. E poi eventi e prof, ecco le possibili destinazioni dei fondi che sono stati praticamente incassati con i pagamenti chiaramente delle rette. La stessa notizia arriva anche sulle pagine nazionali di Repubblica. 1000 futuri medici con lauree fantasma sotto inchiesta all'Ateneo italo-bosniaco. I milioni delle rette trasferite all'estero, indagati per truffe e riciclaggio, l'ex rettore Messina ed altri 3. Questa è la situazione dunque su questa vicenda. Poi Repubblica torna ancora su Geraci ucciso per il suo impegno, 3 pentiti svelano il mistero. 25 anni dopo, ordine di arresto per 2 fratelli Rinella, decisero il delitto del sindacalista su impulso di Provenzano, i collaboratori, i sicari, poi assassinati. Il figlio della vittima, un giorno importante, l'indagine zittisce chi avvelenava i pozzi, queste le sue parole. Poi ancora sulla città di Palermo, eccola qui, un maquillage da 5 milioni agli impianti sportivi, il comune lancia il piano, via l'accordo quadro sulla manutenzione di stadi, palazzetti, palestre, velodromo, un programma quadriennale che partirà già nel 2024, a giugno chiude la piscina, quindi insomma si faranno tanti lavori sull'impiantistica comunale a Palermo. E siamo in chiusura per quanto riguarda le notizie regionali. Adesso la Gazzetta del Sud, che apre proprio con la sanità siciliana, con il piano di Schifani. A Messina la protesta degli anestesisti del 118 in servizio sugli elicotteri, il governatore illustra gli investimenti per modernizzare gli ospedali, un tesoretto da 1,8 miliardi, quindi insomma c'è qualcosa, sono delle somme importanti per poter attivare, dare un impulso alla sanità siciliana. A Barcellona l'operazione della DTA nel febbraio del 2022, la nuova mafia e le richieste del PG, la riorganizzazione di Cosa Nostra, del Longanos, le citate in appello, 24 condanne suddivise tra riforme e conferme di pena e anche 6 assoluzioni. Diciamo che ci possiamo proiettare anche sui fatti nazionali. Intanto missile su Odessa a 200 metri da Zelensky e dal premier greco, questa è la notizia che tutti i quotidiani stamattina riportano. E poi Melillo, Striano non ha agito da solo, siamo al caso delle intercettazioni. Oggi tocca a Cantone, Gravina della FIGC è indagato per autoriciclaggio. Quindi vedremo meglio nei quotidiani nazionali tutto questo nella rassegna stampa che tra poco Angelo presenterà. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa nazionale con Angelo Gagliano. Allora, cominciamo stamattina con il Corriere della Sera. Intanto la prima pagina e poi approfondiremo qualche notizia. Zelensky sfugge alla morte. Odessa, missile russo a 150 metri dal corteo presidenziale, ci sono 5 vittime. Il leader ucraino stava per incontrare il premier di Atene Mitsotakis, ecco con chi abbiamo a che fare. Questa è la situazione, dunque molta attenzione per questo diciamo, attacco, rischio mortale, scrive ancora il Corriere, per il presidente ucraino. A Odessa un missile è esploso a 150 metri dal corteo presidenziale. Kiev ha negato che l'attacco fosse collegato alla visita proprio in città del suo presidente. Scusa, il Corriere fa benissimo a metterla in evidenza in questa maniera, perché veramente è stato un rischio enorme che invece è stato sottovalutato secondo me ieri dai telegiornali italiani, che nessuno ha aperto, ed è la conferma della debolezza attuale dell'Ucraina, che non ha evidentemente contraerea e non ha controspionaggio, perché non riesce a sapere che cosa stanno facendo i russi. Ha fatto rischiare la pelle a Zelensky e al premier greco, una roba gravissima, gravissima. Proprio nelle pagine interne, vedete, sempre il Corriere scrive: la guerra in Europa, non è chiaro se il lancio nella zona del porto sia stato intenzionale o causale, ancora non si capisce, però vedete
ancora Zelensky e il premier greco sfiorati da un missile russo, e c'è ancora il punto militare, la talpa e le forze speciali paracadute su Kiev, il leader è nel mirino dall'inizio del conflitto. Altro colpo su Odessa, a 150 metri dal luogo dell'incontro con Mitsotakis, almeno 5 morti, nessuno tra i componenti delle delegazioni. Il presidente ucraino, vedete con chi abbiamo a che fare, sono le sue parole. 12 le vittime del raid russo su Odessa, tra loro 5 bambini, 27 unità navali affondate dalla marina ucraina nel Mar Nero sulle 80 che sono state dispiegate dai russi. Questi insomma sono numeri che ci riportano al conflitto. Ma torniamo alla prima pagina. Allerta Meloni, brutto clima, l'idea del Daspo per le piazze, ne abbiamo già parlato, l'abbiamo già accennato. E poi vedete il messaggio, c'è l'appello della vedova per le elezioni del 17 marzo, parla la moglie di Navalny, l'invito a boicottare le elezioni in Russia, andate alle urne tutte alle 12, l'appello arriva proprio da Yulia Navalnaya, un messaggio indirizzato a Vladimir Putin. Poi ancora all'estero, due notizie: Trump stravince nel Super Tuesday, Haley mi ritiro, adesso si contendono tutti i voti dell'altro candidato repubblicano che ha abbandonato la corsa alla presidenza. E nel Mar Rosso, attenzione perché la situazione si fa davvero seria, c'è stata una nave greca che è stata colpita e sono morti 3 marinai, quindi insomma sembrerebbe un caso, prima il primo ministro in visita assieme a Zelensky, adesso l'attacco Houthi proprio nel Mar Rosso ad una nave greca, c'è da riflettere. USA, valanga Trump, invece il titolo che viene scelto da Repubblica, primarie in America, l'ex presidente repubblicano sbanca nel Super Tuesday e la rivale Haley si ritira dalla corsa per la Casa Bianca, i suoi voti fanno gol a tutti, anche ai democratici. Biden ha dominato il suo campo, ma la strada è in salita. E poi vedete anche qui la guerra in Ucraina, Odessa, attacco russo, sfiora il corteo di Zelensky e di Mitsotakis. L'allarme della Meloni per il G7, c'è un clima preoccupante a proposito di quanto le intercettazioni e le proteste di piazza, che dovrebbero essere in qualche modo limitate anche con dei Daspo, ovviamente rivolto a chi è violento. E la Procura di Roma adesso indaga Gravina, siamo alle intercettazioni, Melillo, spionaggio, gravità inaudita, questo è quello che viene riportato, ma vediamo di approfondire un po' proprio quest'ultima notizia, cioè la vicenda delle intercettazioni che sta facendo tanto discutere. Vedete, dossier, la verità di Melillo, mercato di notizie riservate, Striano forse non era solo, sentito per 5 ore, messaggi a chi ha messo in discussione il ruolo del DNA e il monito sicurezza e rischio senza investimenti e norme chiare. Questa diciamo è l'inchiesta che va avanti. L'inchiesta di Perugia, Melillo sul caso dossieraggio, chi ha agito non era solo, il procuratore sentito dall'antimafia, una regia, ci sono indagini in corso, c'è un mercato parallelo di informazioni riservate da Striano, azione non individuale, quindi si cercano evidentemente dei collegamenti. Ma in questa inchiesta è finito anche il presidente della Federcalcio Gravina, ora indagato per i diritti televisivi, ma sono io la vittima, dice il numero 1 della FIGC, sentito in procura, Lotito, di questo non parlo. L'accusa è di autoriciclaggio, il faro sulla vendita sfumata anche di libri antichi. Questo è un approfondimento che leggiamo sulle pagine del Messaggero. Torniamo adesso a occuparci di prime pagine. Dopo Repubblica, adesso La Stampa. Missili sulla nave greca, scrive il quotidiano piemontese, Mar Rosso di sangue, bombe russe su Odessa, sfiorati Zelensky ed il premier ellenico Mitsotakis, escalation Houthi, colpito un cargo, 2 morti, 3 dispersi e 5 feriti, questo è il bilancio. Noi qualche giorno fa abbiamo intercettato un drone, l'abbiamo abbattuto, i greci evidentemente non sono stati altrettanto pronti.
evidentemente mancavano delle coperture con ogni probabilità. Intanto il ciclone Trump e le colpe di Biden per raccontare del super martedì verso le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, ma anche sulla prima pagina di Repubblica c'è l'inchiesta sulle intercettazioni. Melillo e il caso dossier, Striano non agì solo, Gravina indagato all'accuse di autoriciclaggio. E poi la Meloni ai poliziotti, clima da anni bui perché ha incontrato per l'appunto i rappresentanti delle forze dell'ordine. E poi vedete ancora c'è una fotonotizia, ma ha poco a che vedere con diciamo quanto finora abbiamo, di cui ci siamo occupati. Doc illude i malati, l'oncologa dell'Eternit contro la fiction con Argentero, una polemica rivolta a quella che è certamente una serie televisiva. E ancora lasciamo adesso la Stampa, siamo sul Messaggero. Biden, la sfida bis per la Casa Bianca, trionfo alle primarie, la Haley si ritira, caccia adesso ai suoi voti. Sul Mar Rosso colpito un cargo greco, gli Houthi fanno le prime vittime, morti e feriti, l'equipaggio si getta in mare. Sindacato al tavolo, Meloni, la polizia è denigrata, il G7 in un brutto clima. E il mercato ancora dei dossier illegali. Il capo della procura antimafia Melillo, Striano non può aver fatto tutto da solo, i PM di Roma indagano il presidente della FIGC Gravina nell'inchiesta parallela. E poi vedete anche qui trappola per Zelensky sfiorato da un missile, si torna a parlare di taxi. Pochi taxi in città, il rapporto antitrust che richiama i sindaci, restano i disservizi, nuove norme disattese, il Campidoglio nel caso di Roma, rimedieremo per il giubileo, così almeno annuncia il sindaco di Roma. Adesso il Giornale, il finanziere, virgolettato, non ha agito da solo, sono le parole ovviamente di Melillo. Sui dossier, l'ombra del sistema, calcio e diritti TV, Gravina indagato per appropriazione indebita. L'antimafia non serve più e intanto agisce sopra le leggi. Questa è la riflessione fatta dal Giornale. Trump vola, ecco perché batterà Biden. Questa è chiaramente, ovviamente, tutta una lettura di queste primarie, di questa corsa alle presidenziali del Giornale, i risultati del super martedì. E ancora, vedete, c'è un'intervista al ministro israeliano degli affari strategici, pace, cancellare Hamas e rieducare. Questa è la posizione di Israele. Lasciamo adesso il Giornale. Su Avvenire, il Sud chiama, questo è il titolo scelto dai vescovi siciliani, netta bocciatura del DDL, chiaramente sull'autonomia differenziata, unità nazionale a rischio, 2 fermi per l'omicidio Geraci del 1998, ma la mafia si è riorganizzata. E quanto scrive Avvenire, Gaza senza acqua, senza la tregua, ma soprattutto senza acqua e cibo. Prima di Avvenire. Il Fatto Quotidiano, Melillo va contro De Rao ed evoca mandanti esterni. Questo è il titolo sull'inchiesta sul dossieraggio. Poi Salvini, leggiamo, e San Giuliano inguaiano Marsilio. Il voto di domenica, il ministro della Cultura stronca la norma regionale che taglia la riserva del Borsacchio da 1100 a soli 24 ettari. Lega in picchiata e no alla legge scandalo, insomma la legge del Ministero della Cultura, San Giuliano. San Giuliano, sì, questa è, diciamo, la situazione in vista del voto in Abruzzo. Rivelazioni shock dell'antimafia, Libero comincia così oggi, dossier in vendita per colpire il governo, il procuratore Melillo, esiste un mercato di informazioni riservate, una rete dietro le spiate, Striano non era solo e adesso viene indagato Gravina, presidente della FIGC. Donald a valanga, Biden battuto da un samoano. Questo è il resoconto del super martedì. Panico democratico, Trump trionfa alle primarie. Questo è quanto accade negli Stati Uniti. Disuguaglianza in calo, questo è quanto dicono i dati Istat che smontano la retorica di sinistra. Meno poveri con la destra al potere. La lettura chiaramente
del quotidiano Libero. Leggiamo il manifesto. La prima: Meloni alza la tensione, spunta il Daspo, i sindacati di polizia chiedono alla Premier misure contro i manifestanti violenti. E poi vedete la fotonotizia, come sempre, sulla prima del manifesto: Region di Stato, ultimi fuochi preelettorali in Abruzzo, la Schlein con Bersani a Sulmona. Qui si fa l'alternativa a Meloni, il candidato d'amico non hanno fatto nulla e radicalizzano lo scontro. Il campo largo punta sull'effetto Todd. Questa è la situazione. Bene, ci fermiamo qui con la rassegna stampa, adesso diamo un'occhiata al tempo e poi avremo il primo ospite, parleremo della Banca del Tempo che si trova a Gravina da qualche giorno, vedremo di che si tratta. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo, temporanea tregua sulle regioni centro-settentrionali, sulla Sardegna torna a splendere il sole, fatta eccezione nel corso del pomeriggio sera per locali effetti sul Triveneto, ultimi precipitazioni di una perturbazione anche all'estremo sud, poi tale perturbazione si allontanerà progressivamente. Sulla Sicilia la giornata di giovedì sarà con tempo per lo più stabile ed assolato, fatta eccezione per ultime note instabili nell'area attorno allo stretto nella prima parte del giorno, poi i fenomeni saranno in esaurimento entro sera. Temperature massime senza variazioni, nuovamente i valori compresi fra 15 e 17 gradi, soffierà un po' di vento prevalentemente da ovest, moderato a tratti teso. Anche nella giornata di venerdì il sole sarà alternato a nubi innocue di passaggio. Localmente potranno essere compatte e consistenti, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Poche anche le variazioni termiche, al più localmente potremmo acquistare qualche grado. Per saperne di più, ad esempio circa il weekend, vi rimando all'app di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 E 19:20? c'è chi la vuole Cotta. Eccoci in diretta con il nostro primo ospite, Claudio Nicolosi, che è vice sindaco del comune di Gravina di Catania. Benvenuto. Dobbiamo parlare con lui della Banca del Tempo che ha aperto, diciamo, i suoi battenti da qualche giorno, dal 24 febbraio, al Parco Comunale Borsellino. E sta funzionando? Sta funzionando sicuramente sì. È evidente che nasce in stretta collaborazione con il Comune di Battiati, che diciamo da tempo che esiste lì. Noi abbiamo fatto una collaborazione di tipo diverso, non è direttamente col Comune, anche se il Comune ovviamente è tramite, perché c'è l'associazione Gravina Arte con Marcella Messina che insomma da tempo opera sul sociale e su queste cose, che si è presa briga di aprire appunto questo sportello. Che cosa fa la Banca del Tempo? Ma la Banca del Tempo è un'invenzione bellissima, è stata inventata molto tempo fa, nel 92 credo a Parma. Si tratta di donare appunto del tempo. Io delle competenze, le competenze mie le dono a un'altra persona che magari sa fare un'altra cosa e dona di conseguenza quello che sa fare. Non c'è distinzione di classe sociale, perché io posso fare il medico e dono il mio tempo appunto come medico, l'altro sa fare l'idraulico e dono il tempo come idraulico, quindi diciamo che sotto il punto di vista sociale è l'offerta delle proprie competenze, esatto, ma che richiede uno scambio, quindi. Esattamente sì, appunto è una banca, quello che si dona non è il denaro ma bensì il proprio tempo, quindi è la cosa più preziosa per certi versi, ma che allo stesso tempo va a recuperare il tempo magari che io faccio una cosa e che, come dire, magari sono impegnato durante la giornata, ho la possibilità allo stesso tempo di avere un'altra persona che quel tempo, tra virgolette, me lo fa pure recuperare, ecco. E quindi su quali campi in particolare avviene questo scambio? Insomma, intanto i campi più importanti sono quelli degli aspetti teatrali. Io ho qui davanti quello che si farà, diciamo, ora il mese di marzo, perché di mese in mese, anche in base alle iscrizioni, in base a quello che sarà l'adesione dei cittadini che vogliono appunto donare il tempo, si faranno dei progetti diversi. Questo mese abbiamo cucito ricamo, pittura, pilates, per i ragazzi danza, coro,
laboratorio di burattini, sono tante le cose che offre. Vuol dire che c'è una grande disponibilità da parte di chi ha queste sì, competenze. perché proprio poco fa dicevo, proprio perché parte da un'associazione che è già nel territorio, che è Gravina Arte, e che già ha una sua struttura e ha già della gente che vuole appunto donare il proprio tempo per questo motivo. Quindi tutto questo gratis, non è come una banca. Assolutamente, si mettono i soldi. Il conto corrente è il tempo. Quando si fa l'assegno è proprio è tempo dedicato ad altri, che poi viene ricambiato appunto. E chi sono questi volontari, per individuarli un po'? I volontari sono ovviamente cittadini che hanno come dire, capito quello che è il significato di donare il tempo. In questo momento ci sono appunto sarte, c'è gente che fa teatro, c'è gente che veramente vuole dedicare il tempo per avere un ritorno di tempo. È una cosa veramente molto, molto bella, diffusa nel mondo, si sta iniziando ora ormai ad ampliare anche sul nostro territorio. Noi ne siamo un esempio. È probabile che insomma sia una cosa che magari vada avanti. Lo stare insieme tra l'altro è una cosa molto bella, questa è una cosa che è la non disparità di classe sociale. Ma bisogna fare i complimenti a voi e a Sant'Agata dei Battiati, voi come Gravina e Sant'Agata dei Battiati, ma non sapevamo che fosse un'esperienza internazionale diffusa così anche. Sì, assolutamente sì, lo è nelle altre parti del mondo e ripeto, in Italia non è ancora così diffusa. Credo e spero che noi possiamo essere, come dire, fautori di un nuovo come dire, una nuova verità sotto questo punto di vista, fare capire alle persone che in effetti donarsi per quello che poi può essere appunto un ritorno, che ne so, l'esempio può essere il medico che magari va a donare 2 ore, ovviamente gratis, e 2 ore che magari la persona che stira va a donarle poi alla persona che ha donato quella cosa. C'è uno scambio veramente molto, molto bello. Che poi può diventare anche veri e propri servizi. Assolutamente sì, più si amplia e più si ha la possibilità di essere utili. Ci sono parecchie, immagino, decine di persone che collaborano. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi è un'esperienza interessantissima. E come è venuto in mente? Cioè, qual è l'esperienza dove è cominciato? Allora, l'esperienza parte appunto da quella Banca del Tempo di Battiati, che bisogna ringraziare perché ha iniziato molto molto tempo fa. Ecco. E a seguire, diciamo, l'abbiamo seguita sicuramente per quello che è stato il progetto che è andato avanti e che abbiamo visto che ci sono sicuramente delle cose importanti. Con l'aiuto, e bisogna sottolineare questo, di Marcella Messina, che appunto con l'associazione Gravina Arte, che ha anche collaborato donando anche lei del tempo a Battiati, è venuto fuori di portare questo progetto a Gravina, che ovviamente, devo dire, noi per il sociale ci dedichiamo veramente molto tempo. Questo ne è un esempio, ma ci sono tante altre cose che è inutile, come dire, visto che l'argomento è questo, dire tutto quello che si offre. C'è una sensibilità da parte della vostra amministrazione. Assolutamente in quali altri settori voi vi concentrate? Ma noi abbiamo il problema, affrontiamo gli anziani, il problema degli anziani, che oggi insomma è diventato un problema serio. Dappertutto. Ovviamente, i ragazzi, abbiamo fatto dei corsi per bullismo, cyberbullismo nelle scuole con un ispettore di polizia postale in pensione, totalmente gratuito, molto apprezzato dai genitori, perché l'abbiamo fatto prima ai genitori, perché credo che i genitori devono essere i primi a stare attenti a quello che succede nel web dando un telefonino in mano ai ragazzi. Questo volevo chiederle, c'è adesione anche da parte dei giovani oppure sono sempre concentrati su Ma a proposito cose? di giovani, noi abbiamo 2 progetti importanti a Gravina. Uno è il Buon Cammino, Buon Cammino, che è un progetto PON, legalità, che si occupa appunto dei ragazzi in età ancora scolastica, serve anche per la dispersione scolastica, e l'altro è Dire Fare Creare, che invece per i più piccoli è fatto col distretto sociosanitario. Diciamo che le attenzioni sono a 360 gradi, dai più piccoli ai più grandi. Questo è un'altra cosa, un altro tassello messo dentro che ovviamente dà spazio a tutti. Ecco, ci sono degli orari come quelli delle banche o no? No. C'è un giorno di ricevimento che è alle 17 il giovedì in via Giotto 5, a Gravina. A Gravina, sì. ricordiamo. E ovviamente
quello che si fa a Gravina si può fare a Battiati, perché è diventato quasi un unico blocco, cioè non c'è una distinzione, se io mi iscrivo a Gravina non posso andare a Battiati o viceversa. Da lì poi si ha la possibilità di iscriversi e a seguire di donare appunto il tempo. Comunque il punto di riferimento è la Marcella Messina, Gravinarte, via Giotto 5. 5. Non sbagliamo i numeri. Spero di non sbagliare io. Bene, a questo punto. La Banca del Tempo di Gravina, complimenti per quello che fate, a voi e agli altri personaggi che sono coinvolti. Grazie a Claudio Nicolosi che è vice sindaco del comune. Adesso ci fermiamo per qualche minuto, poi parleremo di un altro argomento. State con noi, buongiorno Sicilia. Grazie, buon lavoro e complimenti. Grazie a voi. Grazie a voi. Buongiorno Sicilia, abbiamo un'altra ospite, benvenuta Anna Quattrone che è consigliere e tesoriere dell'Ordine dei Commercialisti. Con lei parliamo del nuovo 730. Di che si tratta? Allora, è più facile o più complicato? Allora, dobbiamo sempre chiedere aiuto a voi commercialisti, spiegateci come si fa. Allora, in realtà il 730 precompilato già è presente da diversi anni all'interno delle piattaforme dell'Agenzia delle Entrate, però effettivamente la modalità di accesso rende diciamo rendeva un po' difficoltoso ai non addetti ai lavori. In precedenza, quindi fino all'anno d'imposta 2022, venivano indicati i quadri con i codici specifici, spese sanitarie, codice 99 o 26. Chiaramente il non addetto ai lavori, se non aveva diciamo, l'attenzione nel leggere in maniera compiuta e attenta le istruzioni che comunque rilascia sempre l'Agenzia delle Entrate, effettivamente era un po' in difficoltà e in affanno. Quiz senza soluzione per molti di noi, questi famosi riquadri. Sì, no, molto complessi no, ma è chiaro che la persona che ha voglia, ha necessità comunque di fare un lavoro, infatti sinceramente molti amici miei che l'hanno fatto in autonomia, perché magari giovani, avvezzi anche all'uso del telematico, spesso abbiamo dovuto rifare poi il modello unico integrativo perché le informazioni precompilate alcune volte non sono precise e corrette. Allora, quest'anno com'è che è la novità? Allora, la novità è chiaro che una normativa è entrata in vigore oggi, cioè da poco, e quindi aspettiamo i decreti attuativi. Per quello che si è letto e per quello che ha detto Ruffini, pare che questo invece sia sempre un 730 precompilato, sempre con i dati che già sono nella pancia dell'Agenzia delle Entrate, perché ricordo che in realtà questi dati da dove vengono? Le spese sanitarie da qualche anno è obbligatorio che i soggetti, quindi i medici, la farmacia e tutti quei soggetti che gravitano nel sanitario comunicano ai codici fiscali gli importi delle spese sostenute direttamente all'Agenzia delle Entrate. Quindi in questo diciamo, super macchinone l'Agenzia delle Entrate prende il dato del codice fiscale, lo abbina al contribuente Anna Quattrone nella precompilata si ritroverà spese sanitarie 100, quindi questo è il sistema, ma diciamo poi l'esecuzione fisica, come dicevo prima, è molto complessa. Per quello che abbiamo letto, quindi che ancora non abbiamo visto, pare che invece ci sia un modello di precompilata con indicazioni più chiare. Cioè, per non esempio, solo relative alle spese sanitarie? No, a tutto, perché anche là c'era tutto, però era con i quadri. Quadro F, quadro G, quadro N, è chiaro che vi è una difficoltà nell'interpretare se non lo si conosce. Oggi invece, per quello che ci è stato detto ma ancora non l'abbiamo visto, sembrerà che è vero che il tuo reddito da lavoro dipendente è 10.000 euro e tu risponderai sì o no, e verrà compilato in questa maniera diciamo più intuitiva e con un linguaggio più comune il messaggio, e quindi i redditi che vengono e le detrazioni che spettano. Quindi meno tecnicismi e più con il quiz, diciamo. Sì, infatti hanno chiamato questionario, se lei ha visto in qualche testata. Il metodo che più si adotta sempre di più un po' dappertutto, no? Quindi... Sì, dovrebbe essere molto più semplice e quindi fruibile da una gran parte di... Quindi uno dovrà o accettare o dire sì o no, in sostanza. Deve confermare il dato singolo e si potrà anche variare l'eventuale dato. Faccio un esempio, se risulta mio figlio a carico, ora le detrazioni sono un po' cambiate, però diciamo questo come concetto generico, poi è successo che invece il figlio va a carico di mio marito.
informazione che l'Agenzia delle Entrate incamerata è che per esempio era al 50%, poi per una serie di motivazioni che si vengono a creare va al 100% a un altro soggetto. Questo cosa vorrà dire? Che io dovrò cambiare rispetto alle informazioni, cioè perché non è che le informazioni dell'Agenzia delle Entrate sono del tutto, cioè sono errate, ma potrebbero essere dei refusi che vengono da situazioni pregresse. In corso d'anno vi sono stati dei cambiamenti e quindi questo ha portato a una modifica che io dirò al in questo questionario. caso come si fa? Si può fare una variazione e quindi hai il figlio a carico? No. Ah, ecco. E quindi verrà variata. In realtà è più semplice, diciamo, anche la variazione, apparentemente Apparentemente sembrerebbe sì. più semplice. Sì, oppure per esempio potrebbe capitare che qualche farmacia, qualche medico ha inviato un numero sbagliato, un errore di digitazione o qualunque cosa. È vero che le tue spese sanitarie sono 1727 e tu dirai sì o no, perché magari avrai tutti gli scontrini o tutte le fatture che certificano il numero corretto. Domanda, per sicurezza è obbligatorio farlo così o si può fare nella maniera tradizionale? No, si può fare nella maniera tradizionale, quindi diciamo il 730 precompilato, quello che abbiamo visto prima. Si può fare con i CAF, si può fare con i dottori commercialisti che sono abilitati all'invio. È chiaro che questo metodo dovrebbe semplificare di gran lunga, quindi secondo me in realtà questo metodo, se è così come lo hanno raccontato, eviterà che ci saranno i 730 integrativi. Perché a me è capitato, come dicevo in apertura, che molte volte chi si affaccia a questa, se ho solamente un reddito da lavoro e spese sanitarie lo posso fare solo, diciamo, non è una cosa per cui magari si ritiene che ci sia bisogno della consulenza di un commercialista. Però poi alcune volte c'erano questi dati non corretti, si premeva ok, siccome il 730 è possibile che venga effettuato dai dipendenti e dai pensionati, e se per caso io nel mio 730 in cui ho detto ok andava a debito da una X cifra che poi mi veniva prelevata alla busta paga, e quindi ovviamente bisognava fare poi un 730 integrativo se il dato chiaramente era sbagliato, se il dato era giusto va bene. Quindi io ho notato che moltissimi hanno dovuto fare il 730 integrativo, il modello unico. Così si potrà evitare questo? Teoricamente, essendo le informazioni più semplici nell'esposizione, l'errore dovrebbe essere ridotto. Voi che idea avete statisticamente per quanto riguarda le dichiarazioni sia per le spese sanitarie, i premi assicurativi, che idea? In che senso chiede? Mi scusi. Allora, spese sanitarie nell'ultimo anno sono risultate pari a più di 1 miliardo, mentre i premi assicurativi, come dire, sono anche leggermente inferiori, notevolmente inferiori. Cioè che dati vengono fuori? No, allora questo diciamo è in linea perché allora una volta, siccome c'era solamente il cartaceo, dichiarazione dei redditi una volta, anche ora dichiarazione di scienze, io dico ho sostenuto 1.000 euro di spese sanitarie e poi avevo questi famosi pizzini che erano gli scontrini e le fatture che poi in caso di controllo l'articolo 36 ter da parte dell'Agenzia delle Entrate dovevo esibire e mi veniva detto sì o no. Questo sistema in realtà oggi dà la possibilità di vedere e di confermare più spese sanitarie, secondo me, perché cosa succede? Il foglietto di carta si può perdere, quindi se lei fosse venuto qualche anno fa da me in studio e mi avesse detto io ho fatto spese sanitarie per 1.000 euro, io voglio vedere i 1.000 euro di scontrini. In questo sistema invece, essendo tutto telematizzato, ovviamente chi fa il 730 per esempio precompilato ha direttamente il dato delle spese sanitarie. E quindi il famoso scontrino che si può andare a perdere in quel caso non si perde perché è nel pancione dell'Agenzia delle Entrate. Quindi in realtà secondo me le spese sanitarie che sono aumentate dipende invece da una maggiore e precisa, infatti ritengo come questi strumenti informatici aiutino tantissimo sia la popolazione che anche i professionisti perché permettono di avere un'idea chiara, precisa e anche ricercabile nel tempo. Tra l'altro l'Agenzia delle Entrate, se io dichiaro spese sanitarie per 1.000 euro, che corrisponde esattamente col dato che hanno loro in pancia, difficilmente andrà a fare un controllo per verificare, quindi andrà a fare dei controlli mirati su chi invece
diciamo, dà dei valori, quindi viene fatta una cernita, anche il controllo dell'Agenzia delle Entrate secondo me è più efficace. E non solo, ma dovrebbero essere anche inferiori, perché dovrebbero corrispondere più o meno a quello che già il fisco sa di suo. Diciamo. No, ma devo dire, questo sistema io lo trovo ottimo. In più, quando a me capita che faccio delle dichiarazioni dei redditi per dei clienti che magari fanno l'unico, non possono fare il 730 perché ci sono dei vincoli precisi, io sempre guardo i dati dell'Agenzia delle Entrate rispetto a quello che mi viene detto, perché può capitare, le faccio un esempio banalissimo, lei oggi lavora ed è dipendente della società X, viene da me in studio, dice, mi fa la dichiarazione, ho detto certo, le faccio la dichiarazione, ma lei che cosa fa? Io lavoro per la società X, ma si era dimenticato che per un mese lei aveva lavorato nella società Y. Questo chiaramente cambia completamente l'unico, perché c'è una sommatoria di redditi, e io fino a ieri potevo solamente fidarmi di quello che mi diceva lei, che in buona fede o non in malafede, ma magari non pensava, ma non ricordavo che quel contratto che finiva a dicembre in realtà è andato fino a gennaio e quindi mi è scattato quel mese. Quindi diciamo, oggi con i sistemi che l'Agenzia delle Entrate ci mette a disposizione abbiamo la possibilità di vedere tutto quello che esiste all'interno. Non si può più dimenticare. Non si può più dimenticare, con dolo o senza dolo non si può più dimenticare, e quindi noi, anche il nostro lavoro, devo dire, in questo è stato molto semplificato. Ci fa molto piacere. Grazie alla dottoressa Quattrone, consigliere e tesoriere dell'Ordine dei Commercialisti. Grazie mille a voi. Speriamo naturalmente che le cose siano più semplici, ma anche, come dire, in qualche modo ci rendano più sereni, più tranquilli di fronte al fisco, che sempre ci mette un po' d'ansia. Facciamo una breve pausa e adesso ci occuperemo d'altro. State con noi, buongiorno Sicilia. È il momento delle donne imprenditrici siciliane. Qui abbiamo con noi Giuliana Santoro, che è una delle fondatrici di Sicule Will. Che cos'è Sicule Will? Sicule Will è un progetto nuovissimo, compie 2 anni tra qualche mese, nato dall'idea mia e di altre 3 ragazze, tutte siciliane, giovani, siamo tutte under 40, che abbiamo avuto l'idea di unire e di promuovere il progetto culturale e l'attività imprenditoriale siciliana, partendo dalle donne. Quindi la nostra idea è quella di riuscire a dare luce a tutti i progetti delle ragazze che incontriamo nel corso delle nostre attività, restituendo però qualcosa alla comunità. Quindi il nostro obiettivo è quello di cercare di mandare avanti 2 linee, quella di educare e quella di promuovere. Sicuramente tutto nasce da un grande network, quindi Sicule Will è nato dall'idea di unire, di fare network, di collegare tante ragazze che magari non si conoscevano a Catania, che hanno avuto anche un background tutte all'estero, quindi magari rientrano in questa Catania che non le mette e non le unisce, e di educare il territorio siciliano, quindi sensibilizzando a varie attività, quindi alla sostenibilità per esempio, o alla voglia di formarsi, di fare, e dall'altra parte di promuovere i progetti femminili tramite queste ragazze che mettono le proprie conoscenze a disposizione delle altre. Oggi è proprio la mattinata della bontà, perché abbiamo visto prima, parlavamo prima. Lo dico compiaciuto, abbiamo visto prima la Banca del Tempo, tutto volontariato a Gravina e a Santa Casa dei Battiati, e adesso le imprenditrici siciliane che fanno quello che lei ci ha appena descritto. Quindi, se non ho capito male, prima di tutto, perlomeno il gruppo iniziale è di donne che rientrano in Sicilia. Esatto. Sono tante? Sono tante e tutte ci siamo trovate almeno nella stessa condizione, ovvero quello di ritornare a casa ma sentirsi spaesate. E quindi l'obiettivo è quello di dire guarda, ci sono tante ragazze qui, c'è tanto da poter assorbire, e quindi il primo obiettivo è quello di metterle tutte in comunicazione. La maggior parte di queste ragazze hanno dei progetti o anche degli hobby, noi non per forza devono essere progetti imprenditoriali, che hanno bisogno però di mettere in risalto in Sicilia o a Catania, perché magari appunto rientrate non hanno tutti questi canali per poterlo fare. E poi, quindi ci vuole fare qualche esempio di quelli che sono già in corso o che avete realizzato? Assolutamente, ne abbiamo uno imminente che è un workshop di ceramiche, una ragazza che ha vissuto all'estero, al nord Italia all'estero, ha lasciato una multinazionale, quindi non lavora più per una multinazionale,
nazionale, ha deciso di fare ceramica, quindi lei produce vasi di ceramica, ma nello stesso tempo crea dei corsi di ceramica, quindi ci ha contattato subito e ha chiesto proprio una mano per poter mettere in luce il suo progetto. Le dico anche che è un workshop che già è sold out, perché secondo me dall'altra parte c'è anche una volontà da parte della nostra generazione, ma non solo, di voler ritornare anche a quelle attività un po' manuali, sì. Forse in un'epoca in cui c'è troppa digitalizzazione e troppa teoria, ritornare alla pratica non fa male. Ma è vero, voi usate il termine tribù. Nell'era del digitale, appunto. Sì. Cioè, perché tribù? Allora, tribù è il termine che ci piace di più di community. Esatto. La versione più preistorica anche. Ecco, esatto. Sì, perché in realtà il cuore di Siquel e Will è proprio questa tribù di donne. Oggi contiamo più di 150 ragazze unite nel network che si danno una mano tra di loro. Ma siete a Catania? Come? Catania. Però in questo momento abbracciamo anche Siracusa, quindi abbiamo tanti contatti da là. Il nostro obiettivo ovviamente è allargarci e riuscire, chissà, a prendere anche le ragazze che vivono al nord Italia, in qualche modo raggiungerle. Ma visto che non siete digitali, uno per raggiungere No, siamo digitali perché ci trova su Instagram, ecco. Quindi Instagram è il nostro canale effettivo. E lì c'è Siquel e Will? Siquel e Will, sì, tutto unito. Siquel e Will. No, continuiamo, allora fate anche eventi? Facciamo anche eventi, per esempio un altro format molto attivo è quello dei talk, è un format in cui una professionista, quindi una persona competente di una determinata materia, mette a disposizione delle altre quello che lei ha imparato, quindi le proprie conoscenze. Si crea un canale di conversazione che può essere o formativo o semplicemente un dibattito, questo poi comunque dipende dall'argomento, e questo è un altro canale, per esempio uno dei miei preferiti. Io che amo la formazione, uno di quelli che amo di più. Un altro format interessante è lo swap party, che mira... difficilissimo, che cos'è lo swap party? Lo swap party è uno scambio di vestiti vecchi. Quindi lei ha una giacca che non vuole buttare, non utilizza più, la scambia con la giacca dell'altra persona. E voi quindi fate da tramite un po'? Noi facciamo da tramite, tutto a titolo gratuito, c'è uno scambio di vestiti e quindi si evita di buttare, perché magari a lei la giacca non piace più, a me sì invece. E quindi si crea questo scambio. Ma lei è una delle fondatrici, sì. Ci vuole raccontare un po' la sua storia? Come è venuta fuori questa ispirazione di Siquel e Will? Allora, io nella mia vita svolgo un'attività, mi occupo sempre di eventi perché organizzo matrimoni. Organizzo matrimoni, sì. Che non è male, è una bella attività. È una bellissima attività, assolutamente. Però anche io mi sentivo un po' spaesata a Catania, nonostante vivo qui da 7 anni, perché il mio lavoro comunque non mi consente di essere libera nei weekend, per esempio, di poter svolgere determinate attività. Rientra la mia migliore amica Giorgia Tarascio, che è una delle nostre socie, che si trova anche lei nella stessa situazione. Allora un giorno mi dice: senti, ma perché non organizziamo un evento in cui uniamo tante ragazze? Allora lei lo fa anche perché adesso è diventata un'insegnante di yoga, quindi voleva anche farsi conoscere. Io avevo invece bisogno, da una parte, proprio da un punto di vista di conoscenze, di ampliare il mio bagaglio di conoscenze, di amicizie, e quindi da lì nasce il nostro primo evento, che è il Superpotere, che è un nostro format. Superpotere. Però sì, diamo la possibilità di sprigionare quello che è il tuo superpotere, ecco. Certo. Quindi riferito alle donne? È riferito alle donne, ma in realtà è aperto a tutti, però si ragiona in una logica femminile. Sì. E quindi adesso che si avvicina l'8 marzo, immagino sarete particolarmente attive. Coinvolte. Avete appuntamenti in programma? Allora, abbiamo pensato poiché facciamo sempre attività, sempre eventi, workshop, abbiamo pensato per la festa delle donne di goderci una cena con le ragazze, quindi di fare un'attività semplice, ludica, esatto, e quindi fare un aperitivo tra di noi. Ecco, vogliamo dedicarci, visto che noi l'8 marzo è una frase banale, però lo facciamo veramente tutto l'anno, quindi proprio per questo giorno ci dedichiamo a noi. Ma già sapete quante sarete?
Come ragazze? Basti In quel partecipare? momento siamo una quindicina, una ventina che stiamo partecipando all'aperitivo, poi bisogna anche capire quante vogliono, poi sempre all'ultimo noi diamo le conferme. alle Però donne. invece Sicule Will è più ampio. Sicule Will è molto più ampio, delle- abbiamo, come le dicevo, donne anche ragazze che vivono a Siracusa, ragazze che vivono a Palermo, ragazze che vivono a Milano, che magari ci raggiungono quando rientrano in Sicilia. Ovviamente non tutte sempre partecipano, ma la maggior parte sì. Ma la maggior parte è già stata fuori. La maggior parte Italia, estero? Italia, estero, sì, ma molte sì, ma molte anche no. L'obiettivo è anche quello cioè, è di unire un po' tutte le ragazze, anche quelle che vivono fuori, ma soprattutto quelle che vivono qua, perché come le dicevo prima, Sicule Will si pone come obiettivo quello di educare ad un approccio di benessere anche mentale, quindi fare delle attività che poi ti restituiscono benessere, però allo stesso tempo danno luce al progetto di chi fa quell'attività, cioè è tutto un canale. E cercate anche di spingere quelle che sono fuori a rientrare o è un obiettivo troppo ambizioso? Allora, è difficile, forse l'obiettivo che ci poniamo è quello di raggiungerle noi. Se da dove fosse possibile, però chiaramente attraverso in questo caso chiaramente dovete usare i metodi chiaro, però poi ci non incontriamo faccia a faccia. giusto, cercate comunque di avere questa rete il Sì. più possibile estesa e poi riuscire anche a raggiungere altre parti della Sicilia dopo Catania e Siracusa magari. Assolutamente, noi da 2 anni siamo molto attive su Catania e Siracusa, vogliamo raggiungere Palermo e Messina sicuramente, quindi cercare di allargarci sul territorio speriamo siciliano. che da stamattina chi ci ascolta da magari, Palermo e da perché no? Messina che deve digitare Instagram su Sicule Will. Bene, e quindi l'8 marzo ora fate questa manifestazione che poi... Ma sai che ancora non abbiamo prenotato da nessuna parte? No, noi siamo così all'ultimo. Sì, proprio perché ludica deve essere un aperitivo informale, lo lasciamo... ma funziona fare le cose all'ultimo? Sì. L'8 marzo è dopodomani. Assolutamente, sì, funziona. Bene, in bocca al lupo naturalmente Crepi. anche per questo e complimenti Grazie. a Sicule Will, alle donne imprenditrici siciliane e a Giuliana Santoro che è stata con noi. Allora, grazie. Adesso è il momento del nostro almanacco. Buongiorno Sicilia. Oggi, 7 marzo, vogliamo rendere omaggio a coloro che hanno scelto di dedicare la loro vita alla sicurezza e alla giustizia. Si tratta della giornata internazionale delle vittime del dovere delle forze di polizia, proclamata dall'Interpol per ricordare i caduti in servizio in tutto il mondo. Lo sapevate che il riso è l'alimento base per metà della popolazione mondiale? Questa pianta erbacea, originaria dell'Asia, si adatta a climi e terreni diversi ed è ricca di nutrienti e facile da digerire. Il riso ha conquistato anche l'Europa grazie ai greci e oggi è presente in centinaia di varietà in ogni continente. Ma non solo il riso, anche la pasta e la pizza, insomma le nostre specialità italiane sono tra i cibi cotti più diffusi al mondo. E sapete chi mangia più pizza di noi? Gli americani, che ne sfornano quasi 1 miliardo l'anno. Non è come la nostra, però. Il modo di dire avere l'argento vivo addosso si usa per descrivere una persona molto vivace, irrequieta o attiva che non riesce a stare ferma. Questo perché l'argento vivo è il nome comune del mercurio, un metallo liquido che si muove facilmente e si divide in tante gocce se viene colpito. Per questo si paragona sempre a una persona che ha bisogno di movimento. È il momento di dare un'occhiata alle stelle e anche alle tazzine. Eccoci qua, infatti, con Marco Amato. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Michele, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, ma è magnifica quella tazzina. Questa è proprio un pezzo raro, eh? Eh beh sì, questa è tedesca ed è dipinta a mano e ha una particolarità che mi piace moltissimo perché io adoro le tazzine che hanno 12 sfaccettature, quindi 12. che formano un dodecaedro. Questa ne ha 12 appunto ed è una lavorazione tedesca molto raffinata, dipinta a mano rigorosamente perché delle tazzine antiche a me piace l'artigianalità.
Voglia di primavera con questo verde e questo floreale. Tra poco ci siamo, quindi mi piaceva anticiparla un po'. Sì, davvero. E poi è naturalmente in tono con la tua giacca, è inutile sottolineare questi dettagli, diciamo, particolari del nostro Marco Amato. Bene Marco, allora guardiamo in alto, che dicono le stelle? Allora, in alto ho guardato per davvero oggi perché siamo vicini alla notte degli Oscar che si terrà proprio questo weekend ed essendo l'astrologo sempre molto incuriosito dal mondo dello spettacolo e del cinema e della musica, assolutamente mi sono concentrato sui pronostici che riguardano la notte degli Oscar. Bene, Ebbene, dacci i tuoi pronostici. Ebbene, sono molto particolari quest'anno perché i film in lizza sono veramente spettacolari. L'Oscar è una statuetta che quando fu creata, la segretaria entrando nell'ufficio disse "Somigliami a Oscar" e da allora si chiamarono Oscar. Ebbene, la mitica statuetta d'oro verrà assegnata a tutta una serie di attori e registi, ma tre dei quali, di cui abbiamo parlato molto durante l'anno, sono Christopher Nolan col suo Oppenheimer, bellissimo film che racconta assolutamente della storia del creatore della bomba nucleare, quindi questo film storico ma denso di pathos che racconta con un'interpretazione magnifica di Gillian Anderson una storia assolutamente spettacolare che ha incantato tutti, ma non solo lui, perché chiaramente Barbie è stato anche nel 2023, nell'ultimo anno, assolutamente uno dei film cult della stagione e quindi la signora Gerwig. Inoltre a sparigliare le carte e quindi a essere un po' un unicum in questa situazione è Lanthimos con il suo Povere creature con Emma Stone di cui abbiamo parlato anche nelle scorse puntate. Ebbene, la cosa che mi incuriosiva molto è il fatto che Nolan e Gerwig, quindi Oppenheimer e Barbie, sono i registi, sono entrambi il leone, mentre invece l'Antimos di Povere creature è della Vergine. Ebbene, essendo la notte degli Oscar cadrà sotto il segno dei pesci e con la luna in pesci peraltro, sarà proprio la rivelazione dell'anno proprio dalle stelle, un po' più versata verso il film di Lanthimos, quindi con Povere creature, al quale il pronostico dell'astrologo dà una maggiore possibilità di avere dei riconoscimenti. Sicuramente Christopher Nolan avrà i suoi riconoscimenti perché Oppenheimer è un film assolutamente densissimo di tantissime qualità, non solo la parte storica, recitativa, culturale, quindi un Oscar sicuramente l'avremo anche su quel versante. L'astrologo dà per meno acclamato proprio Barbie. Vediamo se questa volta indoviniamo, anche perché con Sanremo è andata bene, vediamo se riesco a essere internazionale proprio anche con la notte degli Oscar. Scusa, ma di Garrone non parli? Ma come? Noi siamo tutti lì che speriamo. Garrone assolutamente ha trionfato per quello che riguarda Garrone con un po' di sua romantica esistenzialismo, razionalità esistenziale, ha un ottimo potenziale per Scorpione e in quel caso, ed è assolutamente un film che può riuscire a essere tra i più acclamati. Io capitano, assolutamente, ma questo per una parte culturale e storica contemporanea. Quindi sicuramente la qualità dei film in lizza è assolutamente ottimale. Ognuno di loro, secondo l'astrologo, avrà il proprio riconoscimento. Come dire, i polpettoni quest'anno agli Oscar saranno meno acclamati di quello che non si poteva aspettare.
Oggi luna in Acquario, una luna che si congiunge a Plutone, maestro dello Scorpione, quindi una giornata all'insegna della profondità e della visceralità, ottimo per Scorpione, Pesci e Cancro, mentre invece i segni d'acqua sognano e si addentrano nel sentimentalismo un po' romantico e nella creatività più sfrenata, i segni di terra godono, Toro e Vergine, di una giornata un po' più risolutiva rispetto alle loro vicissitudini. La vicinanza di qualcuno di affettivo in termini lavorativi per il Toro sarà ottimale, mentre invece la Vergine deve riconquistare delle case basi affettive fondamentali che ha un pochino trascurato, mentre invece il Capricorno è beato con una luna che gli consente di trasformare tutto ciò che vede e che tocca. Il Fuoco e gli Aria sono un pochettino più rallentati da questa problematicità lunare, proprio perché l'Acquario ha proprio in casa, nei suoi gradi zodiacali, questo passaggio, per cui la luna di oggi lo rende ipercreativo e riceverà delle buone notizie professionali. Per esempio l'astrologo ne ha ricevuta una bellissima ieri, di cui vi faccio partecipe. La tieni segreta per te? No, non la tengo segreta, ve ne faccio partecipe perché dopo Marie Claire ed Elle con B-Shopping, l'astrologo di Antenna Sicilia è il terzo in Italia per ascolti, quindi è stata una notizia che mi è stata data. Applausi dallo studio. Applausi a voi, perché quello che l'astrologo oggi lo deve assolutamente alla collaborazione di tutti quanti e quindi anche di Antenna Sicilia. Grazie a chi mi ha scelto e grazie ai miei collaboratori e soprattutto ai miei assistenti Edoardo e Lucrezia, che ringrazio sempre perché tutto quello che faccio non lo potrei fare senza la loro stupenda interazione. Grazie a tutti. In ogni caso, Ariete, Leone e Sagittario assolutamente più capaci di guardare in faccia alle loro vicissitudini sentimentali che non vanno proprio benissimo. Leone deve discutere qualcosa con il partner, il Sagittario deve recuperare un pochettino di rapporti, l'Ariete deve ritagliare un po' di tempo per la sua attesa sentimentale. Gemelli e Bilancia invece stanno un po' a guardare i loro vicissitudini crescenti, mentre invece i Bilancia devono ottimizzare delle situazioni patrimoniali e legali e quindi fare sentire la propria voce. Ragazzi, oggi è una stupenda giornata per me, auguro a tutti quanti voi la stessa cosa. Grazie. E vi saluto con uno sprazzo di primavera dalla mia tazzina. Ad Maiora. Fantastica, sempre ad Maiora, e complimenti al nostro astrologo super premiato. Notizie, Angelo? Sì, parliamo di nuovo di salute. Abbiamo parlato di salute prima riguardo al piano del governatore Schifani di nuovi ospedali in Sicilia, però ci sono anche dei problemi perché sui rimborsi sanitari arriva la scure. Eccolo qui, cerchiamo di capire. Ridotto dell'80% l'indennizzo ai laboratori per le analisi. I medici così saltano 36.000 posti di lavoro e attese più lunghe. Questo è quello che si prevede. Pensate agli ospedali e centri convenzionati, 1,95 € per l'emocromo invece di 4,10 €. Intervento di cataratta a soli 800 €. Insomma, cambiano le tariffe che vengono riconosciute. Vedremo poi come sarà applicato anche in Sicilia e se sarà applicato in Sicilia, ma questo è quello che arriva per la sanità. Capiterà. Invece vediamo cosa è capitato. Per esempio il 7 marzo del 1530, quando Papa Clemente VII ha negato a Enrico VIII il divorzio da Caterina d'Aragona, e questo atto non è solo un rifiuto ma è la scintilla, eccolo qua il Papa che accende la polveriera. Enrico VIII si autoproclama capo della Chiesa d'Inghilterra, formalizzando lo scisma dalla Chiesa cattolica. Arriviamo sino al 7 marzo del 1785, giorno in cui nasce Alessandro Manzoni, che vediamo in questa foto, insomma questo ritratto più che altro. La sua penna darà vita ai Promessi Sposi, l'opera che getta le basi dell'italiano moderno. 7 marzo 1876, un anno dopo, segna una svolta nella comunicazione. Perché? Perché Alexander Bell
brevetta il telefono, una invenzione che avrebbe rimpicciolito le distanze nel mondo. È stato a lungo considerato il padre di tale invenzione, fino a quando però nel 2002 ne è stata riconosciuta la paternità all'italiano Antonio Meucci. Nel 1933, il 7 marzo, nasce il Monopoly. Questo qua, ricordate, il gioco che ha portato famiglie e amici a competere per conquistare strade, stazioni ferroviarie, costruire alberghi. Come si chiamava quello? Il Parco delle Vittorie era il più lussuoso, diventando in breve il passatempo prediletto di milioni di persone. Arriviamo al 7 marzo, lasciamo Monopoly, 1969, quando Golda Meir diventa la prima donna primo ministro di Israele. La sua leadership è messa alla prova da crisi senza precedenti come l'attentato di Monaco alle Olimpiadi, sanguinosissimo, e la guerra dello Yom Kippur. 30 anni dopo, 7 marzo 1999, ci saluta uno dei più grandi visionari del cinema, Stanley Kubrick. La sua capacità di navigare attraverso generi diversi, anche reinventandoli molto spesso, lo fa diventare eterno tra i maestri del grande schermo. È faccina che c'ha, eh? Infine, 7 marzo 1985 viene pubblicato il singolo We Are The World, un brano che ha unito 45 icone della musica per raccogliere fondi per la carestia in Etiopia, scritto da Michael Jackson e Lionel Richie. Ha raccolto oltre 100 milioni di dollari, ha scalato le classifiche globali, diventando il singolo più venduto dell'epoca e vincendo 4 Grammy Awards. We Are The World. Con questo vi lasciamo e vi diamo appuntamento a domani. Buongiorno Sicilia. A domani.